signor Smilzetto. Era proprio scandaloso quel signor Smilzetto, che spinse la sua nonna a calcioni in un carretto. Suonando un campanaccio urlava a squarciagola: «Si vendono nonnette? Anche una nonna sola?» I vicini dicevano, vedendolo passare: «Questa povera vecchietta non si può certo comprare. Deve essere proprio un uomo meschino per vendere sua nonna dentro quel carrettino». «Una nonna», disse un altro, «se lo vuoi sapere, non serve quasi a niente, come puoi ben vedere». «Hai ragione», disse un terzo, «non ci si può sbagliare. Anche per la nonna non sarebbe un buon affare». Così il signor Smilzetto si grattò la testa. Poi disse alla sua nonna: «Va pure, torna a letto». Suonò il campanaccio per tutto il paese e riuscì a vendere il carretto per 1 soldo, più le spese.